Dai che Gafen è stato un po' lo slogan che ha accompagnato tutti questi mesi e ultimamente, soprattutto dopo il primo risultato, è diventato Dai che Sendrio Fargia e adesso diventerà Dai che Gaven fatta. Non rinuncia al dialetto il sindaco Andrea Cereser, che ieri ha portato il centrosinistra alla conquista anche del comune di San Donà di Piave, negli ultimi 10 anni retto dall'asse Lega-PDL. È uno sforzo che noi abbiamo fatto sin dall'inizio e che continueremo. È l'invito a non ragionare in termini di etichette o di ideologie, soprattutto a un livello come quello comunale dove contano invece le soluzioni ai problemi quotidiani, quelli di tutti i giorni. Le idee prima delle ideologie, dice il neosindaco, che sa di aver vinto anche grazie al sostegno di una lista formata da storici esponenti di Alleanza Nazionale come Oliviero Leo. Nessun calcolo di convenienza, fa capire Andrea Cereser, che annuncia la volontà di aprire il confronto anche con chi ha perso. È mia intenzione incontrare i candidati sindaci e chiedere quali sono quegli aspetti del proprio programma ai quali tenevano particolarmente, in modo che siano valorizzati anche se li riteniamo condivisibili nelle nostre proposte. Domani l'insediamento ufficiale che si dovrebbe tenere in tarda mattinata. Entro 7 giorni poi la presentazione della giunta. Sicuramente ci sarà una riduzione e noi puntiamo ad avere 6 assessori contro gli 8 che c'erano nella giunta precedente ed a utilizzare di più lo strumento della delega che può essere attribuito anche ai consiglieri comunali su materie specifiche. Puntare sulle competenze, valorizzare le risorse, promuovere il volontariato. Il lavoro prima delle opere, dice Cereser, che ha già elaborato una tabella di marcia per dare risposte ad una crisi che morde anche a San Donà. In particolare per l'economia, siccome abbiamo una scadenza importante che è quella della Fiera del Rosario, contiamo già in quella occasione di presentare le prime proposte per il rilancio dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio, chiaramente considerando quelle che sono le competenze di un'amministrazione.